Grazie a voi. Allora, prima di tutto state tutti bene? Stiamo tutti bene? Sì? Perfetto. Io ho ricevuto da parte di Tiziano Piazza non soltanto la richiesta di traduzione che, come vi dicevo, vi ho fatto avere, vi farò avere anche le prossime, con la raccomandazione di usarla con parsimonia. La traduzione va usata proprio quando non si sa uscire da una situazione che si rivela molto difficile. Per il resto cercate di tradurre voi, se poi non ce la fate e volete controllare con la traduzione mia va benissimo, però la traduzione usatela poco. Va bene, detto questo ho ricevuto anche una serie di scotum o scormegne, come si dice da noi, relativi ai paesi che noi non avevamo nominato durante la volta scorsa. Che tra l'altro sono molto carini, quindi ringrazio chi ha fatto questa ricerca e soprattutto mi sono sentita con molto piacere le canzoni degli Aghi di Pino, che sono veramente un insieme davvero spettacolare. E vi raccomando, se riuscite a vederlo, ma penso di sì che in rete lo troviate, di vedervi L'Albero degli Zoccoli. L'Albero degli Zoccoli, che è un film del 78 di Ermanno Olmi, che veramente illustra, è quasi un documentario, oltre che un film naturalmente, bellissimo, che illustra com'era la vita nella cascina bergamasca alla fine dell'Ottocento. Quindi davvero ve lo raccomando, grazie a chi ci ha ricordato di guardarlo, perché merita davvero di essere visto. Detto questo, noi l'altra volta ci siamo lasciati con il nome. Scusate, una cosa che mi viene in mente. Fra gli scotum che mi sono arrivati, avete visto che anche quelli nuovi che sono arrivati, se li avete guardati, si riferiscono sempre o ai difetti fisici o alla località nella quale la persona vive o a certe caratteristiche magari del luogo, magari proprio dei mestieri che fa. Ce n'è uno sul quale mi piace fermare l'attenzione, quello di Azzano San Paolo. Gli abitanti di Azzano San Paolo si chiamano Chei della Mara de Sa. Mi piace perché è curiosa questa cosa. Si chiamano così perché molti anni fa viveva ad Azzano San Paolo una donna, una certa Mara, la quale aveva delle doti, cioè probabilmente era una sensitiva e conosceva, sapeva per esempio togliere i vermi ai bambini, aggiustava le ossa, era un po' una guaritrice e forse anche una mezza strega, se per streghe accettiamo l'accezione delle donne che conoscevano i poteri delle erbe, quindi. Però aveva anche delle capacità divinatorie e quando si ammala questa signora predice la data della sua morte. I paesani le sono anche molto grati perché lei non prendeva mai, non chiedeva mai denaro, magari la pagavano con qualcosa, quello che avevano, dalle uova fino ai polli, oppure non le davano niente, se non avevano niente, lei non chiedeva niente. Quindi era molto amata in paese. Insomma, quando finalmente arriva il giorno stabilito da lei per la sua morte, lei non muore. E quindi tutto il paese è in ansia per capire se questa benedetta Mara decide di morire oppure no, oppure se ha sbagliato. In realtà poi non sbagliò perché morì forse una mezz'ora prima della mezzanotte, quindi mantenne fede alla data. Però per tutto il giorno la gente si era accalcata vicino a casa sua per capire se questa povera donna finalmente esalava l'ultimo respiro. E siccome non moriva mai ed era passata tutta la giornata senza che morisse, si diceva che la Mara de Sa, cioè di Azzano, la Eulmia andava de là, nel senso che non voleva morire, poi invece morì e mantenne fede a quello che aveva detto. Ecco, mi piaceva ricordarvi questa cosa perché era una cosa un po' curiosa. Detto questo, la volta scorsa noi ci siamo occupati dei nomi dei bambini, del bambino o bambina che sarebbe nato dal matrimonio del Tone e della Rosa, quando la Rosa, che è ancora ai primi mesi di gravidanza, per cui ha ancora le nausee, le dà fastidio il fumo,
stavano cercando appunto quale fosse il nome giusto da dare a questo bambino, e lei, con un po' di confusione fra la storia e le opere liriche, riesce a trovare dei nomi però sicuramente inusuali. Qualcuno che non siano i soliti signori, che io ringrazio tanto perché ci mettono la faccia a prima lettura, quindi veramente li ringrazio. Però qualcun altro che volesse farmi sentire questa questione del nom. Qualcuno che ha voglia? Nessuno che vuole provare con la questione del nom? Dai, che non è difficile, c'è anche tanti nomi in italiano. Nessuno che ci prova? La signora Tiziana, che vedo sul mio schermo, non ha voglia di provare con la questione del nom? Provo la prima strofa. Bravissima, dai. Io avevo imparato la prima strofa dell'altra, ma fa niente. Ah, quella del Primicet? Ah, va bene, Sì. va bene, poi facciamo anche quella, certo. Non so come leggerò però. Da niente. La questione del nom, sente zo profotone, e sta matin pulito, desmede spidan terra, me via la pipa e sito, del sé che non si scherza, al fom al nero ersa. Al fom al nero ersa, bravissima. Traduciamo? Sì, siediti vicino, Otone, e stammi bene. Smettila di sputare per terra, metti via la pipa e stai zitto. Lo sai che non si scherza. Il fumo mi dà la nausea. Perfetto. Qualcun altro che vada avanti? Posso provare io? Bravissima. O Santo Padre Eterno, in de so gran sapienza, stuf de senso in nost pater, al se face un po' de coscienza, e l'ha fissati in fi, de dam un angeli. Bravissima, dai, traduciamo. Il Santo Padre Eterno, nella sua grande sapienza, stanco di sentire le nostre... Come è tradotto lei, scusi? Preghiere, i nostri preghiere. Paternostri. Ah, giusto, le nostre preghiere, si è fatto un po' di coscienza e finalmente mi ha dato ha deciso di darci un angioletto, perfetto. Qualcun altro che vada avanti? Facendo la parte del tone? Io provo. Brava, via. No. Non sono capace di parlare il bergamasco, è la prima volta. La sua sapienza eterna me la rispette tant, a forza di predicamer, al so che so ignorant, ma in che l'affare lei, che entrerò un po' a me. Bravissima, traduciamo. Allora, nella sua saggezza eterna, io lo rispetto tanto, a forza di predicarmi, so che sono ignorante, ma in quell'affare lì ci entrerò anche un poco a me, anche un po' anch'io. Bravissima, bravissima, ma siete dei mostri di bravura, bravi, bravi, avanti, qualcun altro. Provo anch'io. Dai. Chi dei due? La signora, dai, lasciamo le signore. Provo, avanti le signore. Sì. Parla pulito eretec, tel se no casca foglia, ensema ergot doter, senza che Dio non voglia. Malgane godde di, sel bolla sol camì. Bravissima, traduciamo. Proviamo a tradurre. Parla bene, eretico, lo sai, non casca foglia, e insieme anche qualcos'altro, senza che Dio non voglia. Ma non deve dire niente. Non è niente da dire. Non è niente da dire se il cammino cade giù. Benissimo, benissimo, brava, brava. Grazie. Dai, qualcun altro? Chi si era prenotato prima? Io.
Dai. Fascino e meno ciacole. Pensa che le tremis che cirche ulte e pirle i sanci del paradis. Per cantare fuori un om un po' de galantom. Stai zitto e parla meno. Pensa che le 3 mesi che cerco rivolto e pirle cosa significa? Volto e rivolto. Ulte e pirle, volto. volto e rivolto. Ok. E tutti i santi del paradiso per dargli un nome. Per scegliere Per scegliere un nome di galantuomo. Sì, Un po' di da questo galantuomo. bambino che nascerà a momenti. Avanti, Ecco. dai. È proprio necessario assolutare Madonna che rimia l'esele. Spaenc. Spaenc, ecco. Vuol Chiami dire- come mio padre. Oppure? Come tua madre. Avanti. È proprio necessario fare tante... Tanto baccano, tanti Tanto spaventi. Ecco, chiamalo come mio padre o chiamalo come la mia madre. Come tua madre. Come tua madre, ecco. E lei risponde, avanti. Poi che chiami Piero, Eh. che ti sei una sceta, Eh. e mai capì negota di moda ed etichetta. Mi chiami Tony a me, del genere che ti sei. Bravo, basta. Traduciamo, dai. Vuoi che lo chiami Piero? Ma sei una figlia? Ma te Cati, sei una ragazza? Ah, Cati, ecco. Che è il Cati diminutivo sei di una ragazza, Caterina. ecco, giusto. Ma non hai mai capito niente di moda e di eleganza, di etichetta. Di eleganza. Io mi chiamo Tony anch'io. Bel genere. Bel genere che sei. Bel genere. Bel tipo che sei, bel genere. Bene, avanti qualcun altro. Posso provare io? Certamente. Non ho il video però. Fa niente. Pensa, se lei è una sceta, metiga e non gioconda, Carmen, mimosa, franca o tosca se l'è bionda. Fedora per Mimì, Iris Lulu lì. Boh, questo è facile. Certo. Pensa se è una ragazza, se è una bambina, mettigli il nome Gioconda, Carmen, mimosa, franca o tosca, se è bionda, Fedora oppure Mimì, Iris Lulu e Vallì. Avanti. Lola? Lola, Santussa Bruna, al me piace a l'odoleta. Mi piace anche. Touch nom de mettre in musica au peur de fa marchetta. E Aida, dolce stella, morirsi pure bella. Allora, Lola, Santuzza, Bruna, sì. mi piace anche la Lodoletta. Lodoletta. Tutti uomini, tutti nomi? Tutti i nomi da mettere in musica oppure da farci una marchetta? Perfetto, va bene. E Aida, dolce stella, morirsi pure bella, questo è italiano. Perché non sciopet subet? Perché non scoppi subito? Ma scoppia. Lassen parlare smet. Alba Trieste Pola. Temparet ol diret. Temparet ol diret. Temparet ol diret. Ciamela casinat, ore treviol brembat. Bravissima, traduciamo. Allora, perché non scoppi subito? Lasciami parlare. Smettila. Smettila. Alba Trieste Pola. Mi pari? Mi pari tutto diretto. Il diretto, cioè un treno diretto. Il treno diretto. Mi pare il treno diretto. Chiamala Casinaz, ore Treviolo, Brembate. Allora, chiamala Calcinate, Orio, Calcinate, Orio, Treviolo, Brembate. Treviolo e Brembate. Tutti paesi in provincia di Bergamo. Sì, ok. Perfetto, bravissima. Qualcun altro? Tone, se per caso fosse un uomo sì. Dai. Io vorrei provare, però ho perso il segno. Tone, se per caso il fosse un uomo sì. Vado io a vedere dov'è. Allora, è in terza pagina, quasi in fondo.
Perfetto. Eccolo lì. Ok, ho trovato. Bravo. Tone, e se per caso fosse un omassi, Un omino. Un uomo che almeno il sesto il tacui. Un un po' alla mia, un de Cristian. No, fermati lì. Adesso te la leggo io, poi la rileggi tu. Ok. Tone, e se per caso fosse un omassi, cioè Tone, se per caso fosse un omino, un maschietto, metega un uomo che almeno al sesso il tacui, un uomo un po' alla ma, un uomo de Cristian. Prova tu. Allora, Tone, e se per caso i fosse una massi, Fosse un omassi, mettere un nome che almeno metega un uomo. da qui. Nom, sì. I nomi un po' alla ma, i nomi di Cristian. Ola, dai, traduci. Allora, Tone? Tone non lo so. Tone è il nome di questo signore, Ok. Antonio, ma va bene Tone. Tone, e se per caso Fosse fosse un maschietto, brava, bravo. eh, Mettigli un nome. mettigli un nome che almeno suoni bene, No, sia sul calendario, cioè il nome di un santo. sia sul calendario, un nome un po' alla mano, un nome da cristiano. Oh, perfetto. E lei cosa risponde? Chi va avanti? Provo io. Dai. Lasciami guardare la nota. Ubaldo Sresbel, Alfredo Ernadi Involami, Gemica Brut, Luciano Valeriano, Elmiga Bell Colano, Otello e poi a Petronio, Petrolio, ormai il tutta luce. Ma bestia. Ma bestia, secondo l'era u barber de Roma, il fiu nome insomma. Bene, torniamo indietro, traduciamo. Lasciami guardare la nota. Ubaldo sarebbe bello, Alfredo Ernadi Involami, le mica brutto, non è brutto nemmeno quello. Luciano Valeriano non è mica bello con l'ano. Otello e poi a Petronio. Petrolio al Gagnapiù, non c'è ancora. Non ce n'è più, è scomparso. Ormai c'è tutta la luce, c'è solo la luce. Ma bestia, cosa dici? Era un parrucchiere, sì, un barbiere di Roma, un fiore d'uomo, insomma. Insomma, avanti, dai, andiamo avanti, bravissimo. Al conosciet, è un passato, lo conoscevi? Sì. Ma chi è il po' Sacramesti? Ma chi è il po' Sacramesti? Le che coi tremofili alla rasgato Radeschi o Oest, ho visto. Oest, Alfa Rasgot. O Rasgot. Alfa o Rasgot. Cribo che 48. Lo conoscevi Leonida, ma chi è poi Sacrameschi? È quello che coi tremofili. Con le tremofili? Con le tremofili ha segato Radeschi. Ho visto. Faceva? Alfa Rasgot. Faceva? No, non so cos'è Rasgot. Taglia legna. Taglia. Quello che sega i tronchi. Fa senso, sì. Cribio che 48. Avanti, così la finiamo. Devo continuare io? Sì. È finita. No. Lascia inquiete, preghi. Fa su. Per conto tuo, per te.
Faccio de per te, sto i to stöde. Faccio per te i to stöde. Mettega un nome che a digel metro un po' in fastude, metro un po' in fastude. Perché se mi mette a mente ciacule e se de no al sifule. Dai, traduciamo. Dov'è che siamo arrivati? Lasciami tranquillo, proprio l'ultima strofa. Lasciami tranquillo, prego, ti prego. Faccio per te. Fai da te i tuoi studi. Bravissimo. Mettigli il nome che a dirlo, a pronunciarlo, mi trovo un po'. Non mi trovi? Non un po' senza fastidio. Non mi trovi in imbarazzo, in fastidio. Cioè che riesca a dirlo facilmente. Facilmente, perché se mi viene in mente? Se mi viene in mente ciacule, non so cosa. Parlo. Chiacchiero. Ciacolà, infatti ciacolà è parlare. O altrimenti fischio. È un po' di anni che non parlo, circa 40 anni che non parlo. Ma fa niente, va bene così. Bravi, complimenti. Dai, siete proprio bravi. Quella di oggi è un po' più complicata, perché ci sono tanti personaggi, anche se qualcuno parla poco. Comunque, partiamo occupandoci di figli. Allora, la Rosa è arrivata al momento del parto. E il povero Ottone vedremo in che condizioni sarà. Però è interessante capire come nella nostra terra, che è una terra molto prolifica, perché la gente bergamasca ha sempre avuto tanti figli. Fino a pochi decenni fa le famiglie numerose si sprecavano. C'erano famiglie che avevano 11, 12, 15 figli, quindi veramente erano tanti. Benché Martin Cocai dicesse che le donne bergamasche erano brutte ma fruttifere molto, lo diceva nel 500, e il Foscolo avesse detto che in fondo le donne bergamasche sono brutte e solo le nobili hanno straccetti di seta, ma non hanno il garbo delle milanesi, lo diceva scrivendo ad Antonietta Fagnani Arese, questo Foscolo. Benché tutte queste cose, i nostri uomini amano le donne bergamasche e ci fanno un sacco di figli. Quindi questa è una terra dove sono sempre nati tanti bambini. Però ci sono tante tradizioni, usi, costumi, anche superstizioni legate proprio al momento del parto, al momento della gravidanza, al momento del travaglio. Per esempio, fino a pochi decenni fa, forse le sapete anche voi queste cose, io ve le ricordo soltanto, nell'imminenza di un parto, tutti i nodi che ci potevano essere in una casa, tipo i lacci delle scarpe, tipo le corde, tipo qualsiasi cosa che fosse legata, doveva essere sciolta. Non solo, ma i cassetti, gli armadi, le madie, dovevano essere aperti, perché questo nella credenza popolare doveva facilitare il passaggio del bambino nel canale del parto. Allora, il parto avveniva in maniera molto concitata, perché pensate che fino a più o meno tutti gli anni 60, molti dei paesi delle nostre valli, non parlo dei paesi della campagna, ma anche lì ma meno, i paesi delle nostre valli non avevano la possibilità di avere immediatamente la levatrice, che allora non si chiamava ostetrica, si chiamava levatrice per il fatto che levava il bambino dal corpo della madre. E noi la chiamavamo comar, che è un nome bellissimo, comare, perché è con la madre. Ed è vero, queste donne che avevano il compito di aiutare le signore a partorire, poi facevano un po' le veci della mamma, cioè affiancavano la mamma nella crescita dei bambini, anche quando questi erano diventati un po' più grandi. Quindi è un bellissimo nome quello di comare, con la mamma.
Insomma, il parto era un momento molto concitato perché le donne si davano, le vicine di casa, le donne di famiglia, si davano un gran da fare a scaldare pentoloni d'acqua e a preparare le fasce, pentoloni d'acqua che sarebbero serviti poi per lavare la mamma e per lavare il bambino. Gli uomini di casa, sia bambini maschi sia uomini di casa, nell'imminenza del parto venivano, nell'imminenza del travaglio e poi del parto, venivano allontanati da casa. L'unico che doveva prestare il suo servizio era il marito della donna che doveva partorire. Non stava a casa nemmeno lui, però veniva allontanato anche lui, ma doveva rendersi utile andando a prendere la levatrice nel caso ce ne fosse bisogno. Tenete conto che le levatrici non arrivavano a tutti i parti, perché in molti paesi la levatrice era una sola e magari c'erano 3 o 4 parti da seguire, quindi seguivano soltanto i parti più difficili, per il resto si arrangiavano le donne di casa. Però il marito doveva essere lì per poter andare a prendere la levatrice, fosse di giorno o fosse di notte, nel momento in cui questa avesse dovuto servire. In qualche raro caso, rarissimo caso per la verità, si poteva ricorrere anche all'aiuto del medico, ma soltanto quando si temeva che fosse in pericolo la vita della donna. Se era in pericolo la vita del bambino, bastava la levatrice, vabbè, il bambino moriva, la mortalità infantile era altissima. Generalmente si partoriva in casa, si partoriva in casa, certamente non in ospedale, ma soprattutto quando i mesi erano particolarmente freddi si poteva partorire anche nella stalla. E in casa si nasceva nel letto matrimoniale, nella camera matrimoniale, in cui si nasceva e si moriva. Più o meno la prima domenica dopo il giorno della nascita si portavano i bambini in chiesa e si somministrava il battesimo. È vero però che se si temeva per la vita del bambino si amministrava il battesimo anche in famiglia, lo potevano fare i genitori, poteva fare la comare, lo potevano fare le donne di famiglia, e poi si sarebbe regolarizzato in chiesa la prima domenica in cui il bambino fosse stato bene. Allora, perché tanta acqua calda? Perché questo era l'unico mezzo per sanificare. Nelle case non c'erano i disinfettanti, quindi si sanificava soltanto con l'acqua calda. E questa acqua calda serviva sia per lavare la mamma che per lavare il piccino, il quale dopo che gli era stato tagliato il cordone ombelicale veniva fasciato con una fascia piuttosto lunga, anzi lunghissima, alta più o meno 15 centimetri, era una pezza di lino o di cotone con la quale il bambino veniva fasciato strettissimo dal collo fino ai piedi e non aveva con le braccia aderenti al corpicino, quindi era proprio una specie di mummia, povera anima. L'unica cosa carina che aveva era una cuffietta di filo che veniva sferruzzata in casa con una cura particolare. Per il resto questo povero bambino non poteva muoversi quasi assolutamente. E la cosa bella è che siccome l'acqua nelle famiglie scarseggiava, soprattutto in molti casi in casa non c'era l'acqua, bisognava andare a prenderla alla fontana, quindi bisognava risparmiarla questa benedetta acqua. Il bambino veniva lavato poco, magari una volta al giorno, e veniva lasciato nelle sue deiezioni, a macerare nelle sue deiezioni, le quali lo tenevano anche al calduccio, perché insomma soprattutto nel periodo più freddo faceva bene stare anche al caldo. Poi magari una volta prima di sera magari veniva sfasciato, veniva lavato alla belle meglio e poi rifasciato. È da dire stretto. È da dire che qualche volta, proprio per risparmiare l'acqua, le fasce, quelle intrise di urina, soltanto di urina, non venivano lavate, venivano messe ad asciugare al camino per essere pronte quando il bambino fosse stato da rifasciare. Il problema è che così le fasce non essendo lavate, trasmettevano una serie di rossori, piaghe, ma le mamme, in questo caso anche le più povere, avevano un alleato. Si trattava di un tarlo del legno, detto farfù o tarfù a seconda dei paesi dei quali stiamo parlando,
e che nidificava nelle travi delle vecchie case. Il suo sterco era costituito da una polvere finissima, molto simile al borotalco, però non era assolutamente sterilizzata e soprattutto non era odorosa. Quindi questi poveri bambini sulle piaghe avevano anche questa specie di farina che aiutava sì ad asciugare i rossori, ma certamente non aiutava nella guarigione delle piaghe. Questi bambini poi il sabato pomeriggio o la domenica mattina facevano il bagnetto nel mastello della biancheria e i più gracili venivano lavati con acqua e vino rosso perché si riteneva che il vino rosso fosse tonico e corroborante, quindi venivano lavati così. L'allattamento generalmente era allattamento al seno e si protraeva fino a che la mamma non aveva latte. Qualche volta si superavano anche i 2 anni di vita del bambino e anche 3 anni, arrivavano anche a 3 anni i bambini allattati al seno. Quando la mamma non aveva latte si ricorreva al latte vaccino o al latte di capra. Ovviamente però i recipienti non erano sterilizzati. Per quel che riguarda la sterilizzazione degli strumenti che si utilizzavano per i bambini, non c'era assolutamente modo di sterilizzarli e quindi si sprecavano il tifo e le gastroenteriti che qualche volta avevano degli esiti letali. Ma purtroppo, abbiamo detto, la mortalità infantile era veramente altissima. Se era nato un bambino, un maschietto, la placenta veniva sotterrata o nei campi o nei boschi. Questo avrebbe garantito il fatto che quando fosse diventato grande sarebbe stato un ottimo lavoratore. Se si trattava invece di una bambina, la placenta veniva bruciata nel camino di casa e questo avrebbe garantito il suo essere una brava massaia, una buona moglie, una buona madre, soprattutto che avrebbe fatto tanti figli. Purtroppo le bambine non erano sempre bene accette nelle famiglie, mentre la nascita di un maschietto rappresentava l'evento più felice che potesse esserci in una famiglia, quando nascevano le bambine non erano sempre molto contenti, soprattutto se avevano anche altre sorelle femmine, e avere tutte figlie femmine rappresentava qualche volta un'autentica disgrazia. Io mi fermerei qui e andrei a vedere la nostra nuova poesia, perché la Rosa finalmente avrà questo bambino ed è il momento del parto. Quindi voi ce l'avete? Ve la leggo io. Scusi, dottoressa Bonacina, la interrompo per chiederle che c'è Simone Dominoni sì, che chiedeva il significato riferendosi sempre alla poesia precedente della frase col burla sul camin. Niente, cade il se è possibile spiegare. Grazie. Prego. Cadere il camino era abbastanza... Allora, cadere il camino non si intende che cade il fumaiolo completamente, ma che la fuliggine che si raccoglieva dentro la cappa del camino improvvisamente cadesse e spegnesse il fuoco e non ci si poteva fare niente. Certo, ci sarebbe stato l'intervento dello spazzacamino, ma lo spazzacamino non era sempre disponibile, quindi il pericolo più grave che c'era la possibilità che la cappa si otturasse oppure che la fuliggine cadesse tutte insieme spegnendo il fuoco e non si poteva fare molto. Ecco perché nemmeno il buon Dio ha niente da dire se cade il camino. Grazie mille. Prego. Eccolo Simone, buonasera. Buonasera. Allora, parto col primis chat. Vado? Sì. Il bordel. Sueso di scale ed è fonne u grande fa. Gh'è la rosa che può areta la trebula per comprare. E pensa poi era fiola che le amò una prima rola. Gh'è poltone eso de bas che le squasi disperate
perché i fonne e la comar, for de stanza e la casat, e i gadic dendan cosina a fa voi la pignatina. Torno indietro e traduco, cosa dite? Allora, il primo figlio, un gran fracasso, su e giù dalle scale, molte donne che sfaccendano. C'è la Rosa, poverina, che fa fatica a partorire, comprà. Guardate in bergamasco come siamo essenziali, no? Comprare qualsiasi cosa, anche un figlio. E pensare, povera ragazza, che è al suo primo parto, è una primipara. C'è poi il Tone giù di sotto, perché le camere da letto erano di sopra e di sotto c'era la cucina, che è quasi disperato, perché le donne e la levatrice l'hanno cacciato via dalla stanza e gli hanno detto di andare in cucina a mettere a bollire il pentolino. Al Seulta, al Pirla, il Bofa, al Sapiò se l'ha de fa. Poi si senta sulla scagna e si acciappa al condimà. Entat l'acqua l'ende segia, morto il fuoc e l'acqua fregia. Allora il nostro Tone si volta, si rivolta, soffia, non sa più cosa fare, poi siede sulla sedia, si prende la testa fra le mani, ma intanto l'acqua è nel secchio e il fuoco è spento e l'acqua è fredda, quindi non sta a bollire il pentolino. Tutte iolte che la Rosa la sdulura su in destanza, al gepard sen vergota, al senturcia e strens la panza, al sudatöte li scalmana, el gempia ulumi a Sant'Ana. Tutte le volte che la Rosa si lamenta in camera, gli pare di sentir qualcosa, è come se si rivoltassero il suo intestino si rivoltasse e si stringe la pancia, suda e si agita e accende un lumino a Sant'Ana. Sant'Ana è la protettrice dei parti, è la madre di Maria. Paul der Flös al Fau Basel, Rosa al Vusa, so che me, ma Mariette con dona grinta la gedis, iste per le, se li faga che pazienza, faccio il mal, fe penitenza. Allora, dice lui, improvvisamente si affaccia, fa il primo gradino per salire di sopra e dice, Rosa, ci sono io, Marietta, impareremo a conoscerla. Marietta è la vicina di casa di Rosa e del Tone, col marito Giacom, la quale Marietta, oltre che essere la vicina di casa, è anche l'amica di Rosa e l'aiuta in questo momento così difficile per lei. La quale risponde al Tone, state pure lì, che cosa volete farci? Ci vuole pazienza, avete fatto il male, fate penitenza. E il Tone dice, ma io non ho fatto niente di male assolutamente, eccolo qua, faccio il mal, che malo io faccio? Me alla Rosa, go libè, ego mai faccio un intort, gna de noce, poi gna del de, casomai fai qua capete, ogni tat per qua ciocchete. Allora, fatto il male, no, che male ho fatto? Io ho sempre voluto bene alla Rosa e non le ho mai fatto un torto, né di notte né di giorno. Casomai facevo qualche eccezione, i capete, ogni tanto per qualche ubriacatura, perché poi come vedremo il Tone va volentieri all'osteria. In quel momento al sen la Rosa che la usa. Mamma! Per fortuna me Madonna l'è morta e lei la chiama, omne santi e santi dei, e il semeti mandi chei. In quel momento sente la Rosa che strilla, che grida, mamma. Per fortuna, dice lui, la mia suocera, me Madonna. Madonna è proprio il nostro modo bergamasco di chiamare la suocera. È morta e lei la chiama. Omne santi e santi dei, addirittura usa il latino e si mette le mani nei capelli. Quat me pias al sì, o signor, a bien zoi quat bei dicer, me vel giure e vel promette, credem peur le dispiacer, de viv pieu gna de fema, dagen zo gna de cica, se la fare il vatto be, me fu a chest de sacrifese, ma il foto per la merosa, miga certo per il prese, cominciate stamattina e per tutta quarantina. Ecco, torniamo indietro un attimo. Grazie. Quanto mi piace, lo sapete, Signore, si rivolge al buon Dio,
bere qualche bel bicchiere, ma vi giuro e vi prometto, credetemi pure, è un dispiacere, di non bere più e nemmeno di fumare, e addirittura da Genzo aggiungiamo anche nemmeno di masticare il tabacco. Se l'affare va in porto, se va tutto bene, io faccio anche questo di sacrificio, ma faccio tutto per la mia rosa, non certo per i soldi che spendo. A cominciare a partire da stamattina e per tutta la quarantena. Grazie. Total trach al Sem Marietta che la usa. Le marciù e la rosa come stala. Grazie a Dio sta beto i du. La der flös, la in cucina a circa la pignatina. Intato il tone, il piansa, il grigna, non li sta piognan de pel, il brasa fera la Marietta e poi il brancan sal capel. Osterlöc, non di fades, del carbone a bien mes. Secondo me questa è una delle più belle. Torniamo indietro un attimo che traduciamo, grazie. Ecco, tutto a un tratto sente la Marietta che grida, è un maschione. E la rosa come sta? Grazie a Dio stanno bene tutti e due. Apre l'uscio, viene in cucina a cercare il pentolino che però non è stato messo sul fuoco. Intanto il Tone piange, ride, non sta più nella pelle, abbraccia la Marietta e poi afferra il cappello e lei gli domanda: ma balordo, ma sciocco, dove andate adesso? E lui, che aveva fatto il voto di non bere più, di non fumare, dice: ma vado dal carbone a bere mezzo litro. Secondo me è una delle più godibili questa poesia. Benissimo, qualcuno ha voglia di provarci facendo tutte le voci? Prima lettura, quindi vi perdono. Chi prova? Ma ci provo io. Dai. Mi lasciate qua quella condivisa che così leggiamo insieme. Certo. Ho il primis chat. U bordel, su esodi scale, e de fomne u grande fa. Gela rosa, che poreta, la trebula per comprà. E pensà, poi rafiola, che le amò una prima rola. Brava, tu fai il narratore e poi cerchiamo qualcun altro che fa le voci. Va avanti. Ok. Gepoltone so de bas, che le squase disperate, perché i fomne e la comar fo de stanza i la cassat, e gadic che dan cucina, a fa boi la pignatina. Al seulta, al parla, al bofa. Si volta e si rivolta. Al seulta, al pirla, al bofa, al sapieu se la defà. Pol se senta sulla scagna, e se ciapa o il condimà. Entat l'acqua l'ende seggia, morto il fuoc e l'acqua fregia. Tutte iolte che la rosa, la sdolura son de stanza, al ghepar de sent vergota, al senturce strens la panza, il suda tot e li scalmana, e il gempiau lumia santana. Pol dervlös, al fau basel. Basta, perché poi dobbiamo trovare il tone. Torniamo indietro e traduciamo. Ok. Allora, il primo bambino. Un bordello su e giù dalle scale. Un fracasso su e giù dalle scale. Su e giù dalle scale. È un grande d'affare delle donne. C'è la Rosa che poverina fatica, tribula per comprare, per partorire. E pensa, povera figliola, che è che è la sua prima volta, che è una primipara. C'è poi il Tone giù da basso, che è quasi disperato, perché le donne e la comare l'hanno cacciato fuori dalla stanza e gli hanno detto di andare in cucina a far bollire la pignatina, il pentolino. Si volta, si gira, sbuffa e non sa più cosa fare. Poi si siede sulla sedia e si prende la testa nelle mani. E intanto l'acqua è nel secchio, il fuoco è morto e l'acqua è fredda. Tutte le volte che la Rosa si lamenta, dolore,
si urla dal dolore nella stanza, gli pare di sentire qualcosa, gli si inturcia, gli si stringe la pancia, suda tutto e si scalmana. Si agita. E si agita e accende una candela a Sant'Anna. Poi apre l'uscio e fa un gradino. Qualcuno che faccia il tone. Deve fare il me? Dai. Rosa. Dice il narratore. Vusa. So che me. Narratore. Ma Mariette con una grinta la Ghedis. Qualcuno che faccia la Mariette. Una signora. Marisa, dai. Faccio io, va bene. Dai. Allora, mi sentite? Certo. Ok, perfetto. Iste perle, Sjöli faga, iste perle, Sjöli faga, göl pazienza, faccio il mal, fe penitenza. Perfetto. Torniamo indietro, traduciamo. Allora. È Rosa? Sono qua io. Narratore. Ma Marietta di una... Con una grinta. Con una grinta gli dice... Sia pure lì, cosa ci vuole fare? Ci vuole pazienza. Fatto il male, adesso deve fare penitenza. Certo. Avanti, Tone. Tone? Non c'è più il Tone. Tone? Michele Consoli, vai. È lui Tone. Tone, avanti. No. Abbiamo perso Michele. Simone, dai. No. Vabbè, vado avanti? Dai. Faccio il male che mai io faccio. Mia la resa, te. Dico, mai faccio il torto. Gna de noce o gna del de. Sentiamo poco. Casomai fai qualche capete ogni tanto per pacciocchette. Traduciamo. Far del male. Fatto il male. Fatto il male, fatto mai io del male. Io alla Rosa gli voglio bene, gli ho voluto bene. Non gli ho mai fatto un torto, né di notte né di giorno, poi neanche di giorno. Casomai qualche, secondo me, scappatina. Sì, scappatella, eccezione, va bene. Ogni tanto per qualche ciocchetina per andare a bere. Certo, perfetto. Narratore. In quel momento al sen la resa, che la usa. Qualcuna che faccia la resa. Una signora che faccia la resa. Deve dire solo questo. Mamma. Ah, brava. Tone. Per fortuna a me Madonna alle Madonna. Madonna è la Madonna. Madonna alle morta e lei la chiama omne santi e santi dei. Narratore. E se metti mandi che Avanti, Tone. Quattro me piace al sia signore, a bienzo il quad baby chair, me vel giure de promette, crede in cœur, de displecer, de vi più, da defumar, tagen so, da decicar, se la fare il battedì, le fo a queste sacrifici, ma il fotò per la merusa, mica certo per il prezzo. Avanti. Cominciate stamattina e per tutta quarantina. Basta, fermiamoci, torniamo indietro e ripetiamo. In quel momento si sente la Rosa che urla. Mamma. Per fortuna la mia suocera è morta e lei la chiama. Tutti i santi e i santi dei. E si mette le mani nei capelli.
quanto mi piace al sì. Lo sapete. Quanto mi piace, lo sapete, Signore, a bere qualche bel bicchiere. Ma vi giuro e ve lo prometto, credetemelo proprio, mi dispiace di non bere più, neanche di fumare, e addirittura neanche di masticare il tabacco, se la faccenda va tutta bene. Farò anche questo sacrificio, ma faccio tutto per la mia rosa, non certo per il prezzo. Cos'è che è? Il prezzo, i soldi. Il prezzo per i soldi, ok. Non certo per risparmiare. Certo per risparmiare. A cominciare da stamattina per tutta la quarantina presso la Quaresima. Perfetto. Tutto tracce al Saint Marietta che la usa. Leo Masciù. E la rosa come sta? Grazie a Dio, sta beto i du. Da Dervleus, la è in cucina a circa la pignatina. Bene, traduciamo. Tutto ad un tratto si sente la Marietta che urla. È un maschietto? È un maschio, è un maschione. Masciù? Maschietto sarebbe masci. Maschietto sarebbe masci. Sì, maschione, esatto. masciù. È un maschione. E la rosa come sta? Grazie a Dio stanno bene tutti e due. Apre l'uscio e è in cucina a cercare la pignattina e va in cucina a cercare il pentolino. Viene in cucina, viene. No, lei è in cucina, viene in cucina a cercare la pignattina. Avanti, narratore. Intanto il tone al pianza, al grigna, non li sta piagnando de pelle. Brassa fuori alla Marietta e poi brancan sa il capelle. Osterlök, non di fades. Il carbone a BMS. Traduciamo? Intanto il tone piange, ride, non ci sta più neanche nella pelle e abbraccia la Marietta. Poi afferra il cappello. O balordo. Dove andate adesso? Dal carbone a berne mezzo. Bere un mezzo litro. Bravissimi. Bravi. Io avrei una domanda sul titolo, se possibile. Perché non riesco a capire come mai si dice is-chat. Ci può spiegare la costruzione? Allora, ogni tanto il bergamasco aggiunge una lettera. Per esempio, is-chat, iscolta. Anche se poi noi diciamo chat senza la i davanti, quando vogliamo dire c'è una consonante prima della parola chat, ci mettiamo una i in maniera che non sia cacofonico, quindi diventa o il prim i chat. Se io devo dire è un bambino, dico le u chat, non ci metto la i. Ma se io ho una consonante prima della parola chat, per non farlo diventare difficile da pronunciare, ci metto una vocale e lo chiamo ischet. O il prim ischet. Però chat, bambino è S-chat. Certo, perché sennò sarebbe chat. Ok. Se io non mettessi il trattino e non li separassi, dovrei leggere chat. Ok. Invece ho bisogno di s-chat. S-cete. Siamo? Posso approfittare per chiedere due precisazioni. Allora, nella terza strofa, sì. Al Seulta, al Pirla, il Bofa. Ma c'è parlando, almeno io direi sempre la A attaccata alla L. Qua vedo che siccome le parole ulta e pirla terminano già con la A, ecco, ma non ci dovrebbe essere una sorta di liaison tra la A e la L? No, allora, al Seulta va bene perché noi abbiamo necessità, lei tenga sempre conto che questa è una poesia e noi dobbiamo tenere conto della metrica. Se io mettessi al Seurla, al Pirla, al Bofa, uscirei da quella che è la misura del mio verso. Ho necessità di non metterla là, ma starebbe benissimo anche se io mettessi là in un discorso al Pirla, al Bofa, al Seulta.
andrebbe perfettamente, ne ho necessità in questo caso perché sennò allungo il verso. Ho capito, ma ad esempio nella strofa successiva e quella poi successiva ancora, la prima frase, Polder al der Lös, Alfa e Basel, quel alfa non dovrebbe essere attaccato? No, perché? Aspetta, che adesso non lo vedo. Polder Lös, Alfa e Basel, perché? Non al, non è a lui. Non è a lui. Al mio padre, io do il Basile al mio padre, do un bacio a mio padre, in questo caso a lui è un complemento di termine e quindi al lo attacco. Ma in questo caso è esattamente come prima, è il nostro al seulta, al fa il Basel. Ho capito. Lo fa. La poesia. Ecco, poi un'altra, la penultima strofa. Tutte le tracce, se Mariette, eccetera. E poi c'è la der Lös, la in cucina. Sì, io ho sbagliato. Ok. Ho riportato male l'accento. Guardate, ne troverete tanti di refusi, perché se no si diventa matti. E a proposito, anche perché in italiano è giusto l'accento acuto, ma in bergamasco si lascia sempre acuto. No, al bergamasco sia l'accento acuto che l'accento grave. Però in questo caso nel verbo essere, nel verbo venire, egne, certo. per esempio, se io devo dire egne, metto l'accento grave. Certo. Ma se ho bisogno di dire la e, cioè lei viene, così come lo pronuncio, la e, ho necessità di avere l'accento acuto, vocale chiusa. Perfetto, grazie. Se c'è qualcun altro, va bene, siamo qui. Ma io l'ultima, cioè che l'avevo anche letta in realtà, proprio nell'ultima strofa, quando prende il cappello, cioè non ho capito il branca sa. Certo, cioè, è quello in qua. Sa. Prende in qua. Ok, prende in qua il cappello. Okay. Però ovviamente anche qui non posso mettere in, e poi non esiste in bergamasco in. Sì, lo diciamo noi, in del co nella testa, possiamo dirlo, no? Sì, Lei detti in del sidel, però va benissimo anche se mettiamo l'apostrofo in del sidel. Okay. Però un sa vuol dire in qua. Prende il cappello e lo porta in qua. E perché non è che? In che? Cioè perché non è in che? No, perché è vicino a me, ma non è che, noi non lo diciamo brancanché, no, assolutamente, che è un avverbio di luogo, di stato in luogo, ma io in questo caso devo avvicinare, è un moto a luogo, quindi devo tirarlo vicino a me, un sa. Egnet in sa, allora io dico a una persona che vorrei che venisse a casa mia, dico, Egnet in sa, vieni verso di me. Se io dicessi Egnet in che, sbaglierei perché qui è stato in luogo e non ci sta. Chiarissima, perfetto, grazie. Qualcun altro? Ancora una domandina, sempre riferito a quella branca sal capel. Sarebbe sbagliato, cioè, a me verrebbe piuttosto da dire branca sul capel. Noi diciamo così. Ma guardi, branca e te sono due cose, sono due verbi diversi. Te sul capel, prenderlo su, prendo su il foglio, prendo su il cappello ed esco. Ma brancanza vuol dire proprio con impeto attirarlo verso di me, cioè lo afferro, non è che lo prendo, lo afferro, lo tiro verso di me e ovviamente perché faccio una cosa concitata. Brancanza è proprio l'idea della concitazione, lo afferro e lo tiro verso di me. Se invece lo prendo, il te se, vede anche te se, ma non va bene. Qualcun altro? Piccola domanda sulle pronunce, perché ho sentito più spesso teudu, come si dice in Vallimagna. Sì, teudu.
Oidu, ma è stato pronunciato spesso quando si è letto, ma si scrive touch. Touch, sì. Touch. Noi lo diciamo, è gergale, quindi noi diciamo tøy bei, il cece tøy bei, ma in realtà se dobbiamo scriverlo, dobbiamo scrivere il cece, è touch bei, però è più complicato da pronunciare, quindi il bergamasco, che è una lingua molto pratica, molto, molto essenziale, ci mette una vocale, tøy du, tøy bei, tøy sai. Quando in Asia è tøy bei, quando si sposa è tøy shor e quando i mori è tøy bu. Quindi con questa specie di pronuncia si scriverebbe la T, la O con 2 trattini e la I? No, non si scrive la I, sempre la C. Ci vuole sempre la C, perché touch è il termine giusto. Il termine giusto, tutti, grazie. Tutti. Altre domande? Che va bene, mi fa molto piacere che le chiediate queste cose, perché è così che si impara una lingua. Bergamasco è una lingua, proprio una lingua. Volevo chiedere una cosa anch'io. Sì. Ma come mai lui dice Föra al posto di Fo? Föra è il mia Brescia. No, è anche bergamasco, no, anche noi Föra di scatole, va Föra di scatole, ma anche va Fo di scatole, è indifferente, utilizza Föra o utilizzerebbe Fo se ne avesse necessità, proprio per la lunghezza del verso, lo dicevo prima, tenete conto che questa è una poesia, quindi non possiamo né allungare né accorciare, lui fa il conto delle sillabe che gli servono e quindi utilizza Föra, ma potrebbe usare benissimo anche Fo. C'è anche la Madonna Candelora dell'inverno, siamo fuori. Siamo fuori, ecco. Che poi noi non diciamo fora, ma Föra. Un'ultimissima cosa, anche il miga. Miga certo per il prese. Certo, mia o miga? Perché non è piuttosto quasi milanese il miga. No, lo usiamo anche noi. Le miga perché... Ma ripeto, quando serve si allunga, se no noi diciamo le mia perché, tu mia ciamà perché meo col solci, tu ciamà perché gheroia de sente, ma posso dire anche tu miga ciamà perché per tante ragioni. Valgono tutte e due, ribadisco, tenete conto sempre che questa è una poesia e quindi ha necessità di una lunghezza di verso, ma va benissimo miga anche nella prosa. È perfetto anche nella prosa, così come va bene anche mia. Qualcun altro? Allora, se non ci sono più domande, io vi chiedo, se avete voglia, di ripetere questa poesia. Dai, lettura con il narratore, con la Marietta, con la Rosa, con il Tone. Non sempre i soliti. Siete tanti? Dai, chi è che fa il narratore? Io posso provare, posso chiedere però di avere le traduzioni di tutte e due le ultime poesie. Le ho mandate. Io non le trovo, se potessero essere rimandate per cortesia. Dobbiamo chiedere a Piazza. Le ho mandate soltanto a chi l'aveva richiesto. Ah, ecco, io le richiedo, posso averle? Allora te la mando. Grazie. No, siccome Gamba me l'aveva richiesta, io ho mandato soltanto a lui. Ok, bene, forse sono utili per tutti, però. Certo, vale la pena di oggi me la mando a tutti, allora. Ok, grazie. Prego. Chiara vuol fare il narratore? Io posso, ma sono romana, quindi bene, lo faccio come posso. Ok. Certo. Ol primis chat. Andiamo, vi chiedo soltanto di andare molto piano. Molto Grazie. Piano. Ol primis chat. U bordel, su e so de scale e de femne u grade fa.
Gelarosa che poeta la tribula per comprare e pensà poi era Fiola che le amò una prima rola. Avanti. Gepoltone so de bas che les quasi disperat perché i fomne e la comar fo de stanza i la cassat e i gadic il gadic dendan cucina a fa poi la pignatina. Perfetto. Al seulta il pirla al bofa, al sapieu se la de fa. Pol se senta sulla scagna, el se ciapa ol con di ma. Entaz l'acqua lende de seggia, morto il fuoc e l'acqua freggia. Tutte i olte che la rosa, la sdulura i son de stanza, son de stanza, al ghepar de sens vergota, al centurcias e strenz la panza, il suda tots, il scalmana, il gempia ulumi a Sant'Anna. Ulumi a Sant'Anna. Ulumi a Sant'Anna. Pol dervleus al fa u basel. Basta, traduciamo. Oh mamma. Dunque, il primo bambino, il primo figlio. Un fracasso su e giù dalle scale e di donne un grande affare. C'è la Rosa che poverina tribola per partorire. E pensare, povera ragazza, che è soltanto una primipara, che è la prima volta. Poi c'è il Tone così giù in basso, che è quasi disperato perché le donne e la comare fuori dalla stanza l'hanno cacciato e gli hanno detto di andare in cucina a far bollire la pignatina, il pentolino. Si volta, si rivolta, sbuffa, non sa più che cosa fare e poi senta sulla scagna. Si siede? Si siede sopra che cosa? Sulla sedia, la scagna. Ah, sulla sedia, certo. E si prende? Si prende il collo con la mano? Si prende la testa in mano. Ah, si prende la testa in mano. E che intanto l'acqua l'endeseggia. È nel secchio? È nel secchio, morto il fuoco e l'acqua fredda. Ecco, quindi lui non ha messo il pentolino a bollire. Ecco, bravo. Tutte le volte che Rosa si lamenta sopra nella stanza, gli sembra di sentire vergota? Qualcosa. Vergota. Qualcosa e si torce e si stringe la pancia e suda tutto e si scalmana. Si agita, sì. Si agita e accende un lumino a Sant'Anna. Poi apre l'uscio, apre la porta e fa un gradino. Un gradino. Voglio un Tone. Prendo io. Dai. Rosa. Il Vusa. So che me. Ma Mariette con una grinta la Ghedis? Qualcuno che faccia la Mariette? Una signora che faccia la Mariette? Ci provo. Dai. Iste per lei. Se gli faga che ho pazienza, faccio il mal, per penitenza. Ah, perfetto. Traduciamo? No, torniamo indietro. Ecco qua. Poi apre la porta. Ah no. Apre la porta e fa un gradino. Dove eravamo arrivati? Apre la porta e fa un gradino, l'avevo tradotto, poi c'è il Tone. Rosa, sono io. Mamma dietro con una grinta gli dice? Signora? Qui per lei
No, stia pure lì, state pure lì. Pure lì. E li faga, cosa volete fare? Brava. Ci vuole pazienza. Avete fatto il male e fate penitenza. Perfetto. Tony? Faccio il male, che mai io faccio, ma me e la rosa goiuli bene. Voi faccio... E gomai? E gomai faccio un intort. Nia de noce, nia del de. Casomai fai qualche capete. Ogni tanto per... Quack, indifferenza. Quack capete, ogni tanto per quack ciocchete. Perfetto, traduciamo? Torniamo su e traduciamo. Sì. Fatto male? Che male ho fatto? Aspetta. Rosa, grida. L'abbiamo già detto. Sì, scusatemi. Scusatemi, sono io che do i numeri. Va bene, fatto il male, dice il Tony. Fatto il male? Che male ho fatto? Io e la Rosa gli ho voluto sempre bene. Non ho mai fatto un torto, che sia di notte o di giorno. O casomai qualche scarpetta, no? Come si direbbe? Qualche eccezione, qualche scappatella. Scappatella. Ogni tanto per qualche ciocchette, bambusate. No, ciocchette è proprio ubriacature. La ciocca. Ecco la ciocca. La ciocca. Bene. Giù. In quel momento la sente la Rosa che la usa? La Rosa? Mamma. Qualcuno faccia la Rosa. Mamma. Dai. Per fortuna per fortuna me, Madonna. Alle morta e la ciama. Onne santi e santi dei. E si mette in decay. Perfetto. In decay. In quel momento sente la Rosa che grida. Mamma. E lui? Per fortuna la mia suocera. Madonna, la mia suocera è morta e lei la chiama Onne santi e santi dei. E si mette la mano nei capelli. Le mani nei capelli. Tony. Come piace al sì, o signor. O bien so qua baby chair. Ecco, a bien so qua baby chair. Me vel giure e vel promete, credem peur, le u dispiacer. De bif pieux, nia de fuma, dagen zo, nia da chica, nia de chica. Se la fare va te be, mi fu aceste de sacrifici. Ecco, mi fu aceste sacrifici. Ma il futuro per la mia Rosa, mica certo per il presi. Comincia da stamattina e per tutta la quarantina. Bene, traduciamo. Lo sa quanto mi piace, signore, a bere qualche bicchiere. Buon bicchiere. Buon bicchiere, ve lo giuro, ve lo prometto, che mi Credetemi pure. Credetemi, è un dispiacere. Di non bere o fumare o di ciccare tabacco. Se va tutto bene, farò questo sacrificio e lo farò tutto per la mia Rosa. Non di certo per il prezzo, comincio da stamattina per tutta la quarantena. Perfetto. Tutto il traccio al senza Marietta, che la usa. Marietta? Le umasciù. E la Rosa, come sta là? Marietta? Grazie a Dio, stai bene? La dervlos e la in cucina a circa la pignatina. Avanti. Tutto un tratto sente Marietta che grida. E la Rosa come sta? No. Cosa grida? Cosa grida la Marietta?
è un maschietto. Un maschione. E come sta la Maschione, rosa? un maschione. E come sta la rosa? Marietta? Grazie a Dio, la sta bene. Tu e due. Stanno bene? Tutti e due. Tutti e due. Sì. Apre la porta e va in cucina a cercare Il pentolino. il pentolino. Intanto il tone la pians alla grigna. Al grigna. Non gli sta più niente il pel. Il braccia fuori della Marietta e poi il branca in sal capello. Marietta? Come si dice? Sterlök. In bambos, no? Sì. Dove andiva adesso? Dal carbone a bien humes. Oh, dai, traduciamo? Intanto il tone piange, ride, non sta più nella pelle e abbraccia forte la Marietta e poi acchiappa il suo cappello. Marietta? Bamboccione, no? Come dire? Sì, bamboccione, balordo. Dove vai adesso? Dove andate adesso? Dove andate adesso, sì. Dal carbone a bere un mezzo. A bere un mezzo litro, bravissimi. Il carbone era un'osteria che c'era nei pressi di Borgo Santa Caterina e quindi noi sappiamo che il Tone e la Rosa abitano vicino a Borgo Santa Caterina, che è un borgo di Bergamo. Credo che potremmo finire qui, non so neanche che ore sono. Qualcuno di voi lo sa? 8 meno 10. Perfetto, 8 meno 10, ecco. Abbiamo sforato anche stasera, scusatemi. Io ogni tanto poi parto per la tangente e non mi fermo più. Scusatemi tanto, cercherò la prossima volta. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Grazie a tutti. Bravi. Bravi. Ciao. Complimenti Chiara. Complimenti lunedì prossimo, a tutti. Stessa ora 18:30. Ma complimenti a tutti, complimenti a tutti, perché siete tutti bravi. Ciao. Grazie. Ciao.